Ampia partecipazione all'iniziativa dell'area progressista in vista delle prossime elezioni agrigentine, tante idee per una nuova visione della città. La CGIL di Agrigento interviene sul nuovo CDA dell'azienda idrica AICA, diverse le problematiche ancora da risolvere. Operazione congiunta della Polizia di Stato di Agrigento in collaborazione con la Guardia di Finanza di Lampedusa, arrestato un egiziano presunto scafista, auto rivendute con documenti falsi. Lunedì 4 agosto sarà presentata la nuova Acragas diretta da Sebbi Catania. Dario Mirri, presidente di Palermo Calcio, è ottimista per il nuovo corso della squadra. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 29 luglio martedì. Positivo incontro per Agrigento Insieme dell'area progressista che si è svolto in piazza Ravanusella, tante le nuove idee per la città. Una città straordinariamente normale dove ci sia lavoro e sia bello vivere, questa è l'indicazione dell'assemblea cittadina tenuta dall'area progressista di Agrigento in piazza Ravanusella, scelta apposta per mettere al centro un programma il recupero e la rivitalizzazione del centro storico, ora in abbandono. Un'assemblea partecipata, oltre ogni previsione, che ha ascoltato i punti centrali del programma di governo della città, che l'area progressista tornerà a discutere a settembre, facendo proprio anche le indicazioni venute da tanti interventi che hanno protratto l'incontro fino a tarda sera. Moderata dal portavoce dell'area, il giornalista Nuccio Dispenza, nel corso della partecipata assemblea relazioni e interventi hanno affrontato ataviche emergenze come l'acqua, la mobilità, il centro storico, le periferie e tanti altri problemi in salute. Ha indicato quindi le linee per realizzare ad Agrigento un percorso diametralmente opposto a quello fallimentare dell'attuale amministrazione che in questo 2025 ha saputo dare il peggio compromettendo l'immagine della città con pesanti ricadute nell'economia con il turismo in testa. Auspicata anche un Agrigento capitale della cultura tutto l'anno e tutti gli anni a venire, capitale della legalità, della trasparenza, dell'accoglienza, un Agrigento capace di prospettare un futuro ai giovani che vogliono restare e a quelli che vogliono tornare. Mai più sprechi, mai più milioni respinti al mittente come quelli che avrebbero potuto risanare il quartiere di Ravanusella, ha detto il portavoce dell'area progressista, mai più progetti chiusi nel cassetto per anni e anni come quello per la mobilità che avrebbe potuto trasformare la città assicurando servizi e vivibilità agli agrigentini. All'assemblea tanti volti nuovi. Intanto Legambiente di Agrigento in tal senso ha subito accettato l'idea di contribuire all'iniziativa, come ha affermato Daniele Cucciardo in rappresentanza dell'associazione ambientalista. Legambiente di Agrigento sin da subito ha raccolto l'invito dell'area progressista a contribuire ad elaborare una proposta di alto profilo culturale e politico. Lo sta facendo perché ritiene che qui, meglio che altrove, il suo ambientalismo, che si misura con i temi legati al servizio idrico integrato, alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla mobilità, all'assetto urbanistico e paesaggistico di Agrigento, ma anche alla transizione ecologica ed energetica del nostro paese, al contrasto delle diseguaglianze che sono presenti in tutto il mondo, qui trovano spazio e condivisione. Abbiamo sempre offerto la nostra collaborazione a chiunque ce l'abbia chiesta e lo abbiamo fatto anche con chi poi ci ha alla fine ignorato. La CGIL di Agrigento interviene sulle nomine del nuovo CDA dell'azienda idrica AICA, diverse le problematiche ancora da risolvere. In merito alla recente nomina del Consiglio di amministrazione dell'AICA, la CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario generale Alfonso Buscemi, tiene a precisare che non nutre alcun pregiudizio verso le persone individuate per assumere tale ruolo di responsabilità. Tuttavia riteniamo doveroso richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su alcuni nodi strutturali che, se non affrontati con chiarezza e determinazione, renderanno vano ogni tentativo di risanamento e rilancio della società consortile. Senza la volontà politica e amministrativa dei sindaci, l'AICA non si potrà salvare e non si potrà mai migliorare la qualità del servizio idrico
se gli stessi comuni non provvedono al pagamento regolare delle bollette come fanno ogni mese con tanto sacrificio migliaia di cittadini onesti. Questo comportamento mina alla radice la sostenibilità economica della gestione pubblica del servizio e rappresenta un evidente paradosso. Come si può pretendere efficienza se i primi a non rispettare le regole sono proprio gli enti soci? È evidente che ci riferiamo, come più volte scritto, ai 4 o 5 sindaci che hanno un debito mostruoso perché prendono l'acqua e non la pagano. A questo si aggiunge l'inerzia inaccettabile della regione siciliana, che da oltre 60 anni non ha messo in campo un piano strutturato e organico per affrontare la crisi idrica. L'unico intervento recentemente ventilato dalla Protezione Civile è l'invito ai sindaci a cercare nuovi pozzi. Suona come una veppa. Servono investimenti, non appelli generici e privi di efficacia. Anche il dissalatore di Porto Empedocle, richiesto a gran voce dalla città, non può essere considerato una soluzione definitiva, ma soltanto un tampone dettato dall'urgenza e dalla disperazione. Il cuore del problema, continua la nota stampa della CGIL, resta l'obsolescenza della rete idrica che perde oltre il 50% dell'acqua immessa e che necessita interventi radicali e strutturati non solo da Agrigento città, ma in tutta la provincia. È un fatto positivo che siano finalmente iniziati i lavori di ammodernamento della rete idrica, ma vogliamo ribadire con forza che occorre vigilanza e trasparenza. La presenza della magistratura che ha avviato verifiche sugli appalti è un fatto che salutiamo positivamente. Ci auguriamo che serva a impedire le solite furbate italiane con lavori che iniziano per poi fermarsi con conseguente lievitazione dei costi. Questa volta, afferma la CGIL di Agrigento, bisogna andare in fondo realizzando l'intera opera senza interruzioni, sprechi e scorciatoie. Rivolgiamo pertanto un appello ai sindaci che, oltre a rispettare gli obblighi contrattuali come fanno tutti i cittadini, si facciano carico di promuovere una vera e propria avvertenza nei confronti del governo regionale per ottenere il finanziamento completo della rete idrica in tutta la provincia. Solo così, conclude la CGIL di Agrigento, potremo guardare al futuro con un minimo di fiducia, garantendo ai cittadini un servizio pubblico efficiente, trasparente e davvero al servizio della collettività. Operazione congiunta della Polizia di Stato di Agrigento in collaborazione con la Guardia di Finanza di Lampedusa, fermato un egiziano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, la Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Agrigento, il Servizio Centrale Operativo Sisco di Palermo e la Guardia di Finanza, la sezione operativa navale di Lampedusa hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un egiziano ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il fermato è accusato di aver effettuato il trasporto di 70 migranti all'interno di una barca in vetroresina lunga appena 10 metri e inadatta ad effettuare la traversata, esponendoli così a pericolo per la loro vita e la loro incolumità. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal comportamento del trafficante, il quale, con il viso coperto da passamontagna di colore nero, non ha ottemperato all'ordine di arrestare la navigazione, ma ha aumentato repentinamente la velocità, continuando la stessa verso Lampedusa al fine di impedire le operazioni di soccorso da parte del personale operante. Egli arrestava la navigazione dopo un inseguimento durato oltre 20 minuti. Le informazioni raccolte sull'indiziato, individuato dai migranti durante gli interrogatori resi alla presenza del difensore del personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, compendiano un quadro probatorio che ha portato alla contestazione del reato di cui all'articolo 12 della legge 286/98, con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio italiano per più di 5 persone e averle esposte a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto. L'indagato è stato condotto presso il carcere Petrusa di Agrigento. Le indagini sono ancora in corso e le responsabilità penali del soggetto gravato da misura precautelare non sono ancora accertate in via definitiva. Corso di formazione di allievi ufficiali e marescialli presso il comando provinciale di Agrigento, un'esperienza positiva di servizio.
Nel corso delle 2 ultime settimane il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha accolto un sottotenente e 8 marescialli tirocinanti assegnati per lo svolgimento di periodi formativi sul campo presso vari reparti del territorio della provincia. Dal 14 al 26 luglio ha prestato servizio presso il Comando Provinciale il sottotenente Antonio Petronico, ufficiale frequentatore del primo anno del 7° corso applicativo biennale. Ruolo normale assegnato ad Agrigento per lo svolgimento dell'esperimento pratico nell'ambito del proprio percorso formativo accademico. Parallelamente, tra il 30 giugno e il 10 agosto, presso le stazioni dei Carabinieri di Porto Empedocle, Realmonte, Cattolica Eraclea, Licata, Palma di Montechiaro, Menfi, Sciacca e Ribera, gli allievi marescialli sono impegnati nello svolgimento del tirocinio pratico applicativo previsto per i frequentatori del 2° anno del 13° corso triennale allievi marescialli, secondo le disposizioni della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, in ossequio a quanto stabilito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Sebbene con finalità primariamente formative, la presenza di questi giovani militari ha rappresentato tuttora, nel caso dei marescialli, un concreto contributo all'attività operativa quotidiana dei reparti territoriali in un periodo dell'anno caratterizzato da un significativo incremento dell'impegno istituzionale legato sia all'afflusso turistico sia alla necessità di garantire un presidio attento e costante del territorio. I tirocinanti hanno così avuto l'opportunità di confrontarsi con le dinamiche operative reali, affiancando i militari già in servizio presso le stazioni dell'Arma, fulcro del dispositivo territoriale e punto di riferimento per le comunità locali. Presso la sede del Comando Provinciale, il colonnello Nicola De Tullio ha accolto personalmente i tirocinanti, rivolgendosi loro con parole di benvenuto e formulando l'augurio di un proficuo percorso di crescita professionale. Nell'occasione ha anche sottolineato l'importanza di un approccio fondato sull'ascolto, sull'umanità e sulla vicinanza ai cittadini, valori imprescindibili nella missione quotidiana dell'Arma dei Carabinieri. Medaglia d'onore al colonnello pilota dell'esercito Carlo Calcagni, consegnata da parte dell'Associazione Mutilati Invalidi di Agrigento direttamente dal suo presidente Arturo Tortorici. L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio sezione di Agrigento ha conferito una medaglia d'onore al colonnello pilota di elicotteri dell'esercito italiano Carlo Calcagni, divenuto un uomo simbolo dei militari invalidi a causa delle intossicazioni da metalli pesanti durante le missioni di pace in Bosnia e Erzegovina nel 1996. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente provinciale dell'Unione Mutilati di Agrigento, Arturo Tortorici. La medaglia è stata ritirata da uno dei più stretti collaboratori del colonnello, il sottufficiale della Marina Militare Gerlando Navarra, un agrigentino di 48 anni, attualmente adibito a compiti civili, fondatore del movimento Dalla divisa alla pensione, che già da tempo si batte per la tutela dei militari che si sono infortunati o che sono rimasti vittime per cause di servizio. Carlo Calcagni è un ufficiale elicotterista dell'esercito italiano e paracadutista della Folgore. Durante una missione di pace in Bosnia e Erzegovina nel 1996, dove era stato assegnato al soccorso medico-sanitario di civili e militari, ha subito una gravissima intossicazione di metalli pesanti. In seguito a questa lenta contaminazione, il suo organismo si è ammalato in maniera irreversibile fino al punto di modificare anche il patrimonio genetico, con conseguenze devastanti e un'invalidità permanente. Nel suo corpo infatti sono stati trovati ben 28 metalli pesanti. Le patologie di cui soffre, che sono tra l'altro cardiopatia, mielodisplasia, morbo di Parkinson e sensibilità chimica multipla, lo costringono ad affrontare estenuanti terapie quotidiane come 300 compresse, 4 ore di flebo, 7 iniezioni, sedute in ossigenoterapia, sauna e lettino a infrarossi. Nel 2014 iniziò la sua collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, che gli consente di ottenere ottimi posizionamenti montando biciclette normali. A causa di una successiva forma di sclerosi multipla è stato però costretto a optare per un triciclo progettato appositamente per pazienti affetti da queste speciali patologie.
E dai colleghi di Trapani vediamo questo servizio in merito ad auto noleggiate e rivendute con documenti falsi. Una complessa rete criminale specializzata nel noleggio e nella rivendita illecita di auto di lusso con un giro d'affari milionario. E questo quanto smantellato dalla Guardia di Finanza, che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a ben 22 persone ritenute coinvolte a vario titolo nei reati di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un ammontare complessivo di oltre 1,47 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta una frode ai danni di società di autonoleggio realizzata mediante la reimmatricolazione fittizia di auto di pregio e la successiva rivendita con documentazione falsa all'insaputa di oltre 80 automobilisti. Le indagini svolte dalla compagnia di bagheria su delega della Procura di Palermo hanno permesso di individuare una struttura imprenditoriale criminale che avrebbe operato attraverso il noleggio di autovetture di pregio e l'immediata reimmatricolazione delle stesse attraverso atti di vendita falsi. Successivamente le stesse auto venivano quindi cedute a concessionarie, sempre tramite documentazione falsa, in modo da renderne difficoltosa la tracciabilità. In questo modo gli organizzatori della truffa si garantivano cospicui guadagni frutto della differenza tra il costo del noleggio, del quale peraltro venivano pagate solo le prime rate, e il ricavo ottenuto con la successiva rivendita delle stesse auto a prezzo di mercato. Il principale responsabile, dopo le prime denunce presentate, è stato condannato con sentenza definitiva a novembre del 2024 ad 8 anni di reclusione. Nel frattempo le indagini sono andate avanti e hanno permesso di ricostruire la rete di complici che, insieme al principale responsabile, hanno operato attraverso società di mediazione a lui intestate, agevolandolo nel noleggio di auto da società presenti nei principali aeroporti dell'isola o situate in grandi città quali Palermo, Catania, Napoli, Roma e Torino. Fondamentale è stato il ruolo delle indagini tecniche e l'intervento delle autorità giudiziarie straniere nell'accertamento della maggiore ampiezza delle condotte. Una delle auto infatti è stata recuperata in Germania dalla polizia. Per i reati contestati il GIP del Tribunale di Palermo nel 2021 e nel 2022, oltre a disporre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'organizzazione del sistema truffaldino, aveva già decretato a suo carico anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie fino alla concorrenza del valore del profitto illecito, nonché il sequestro impeditivo della società a lui intestata usata per commettere delitti e delle vetture di lusso all'epoca oggetto dei reati, tra cui una Maserati Levante e diverse Audi. Nel 2024 i sequestri furono resi definitivi dalla pronuncia di confisca della società e di restituzione delle auto alle società di noleggio. Con le nuove indagini e la ricostruzione dei complici, il profitto totale delle appropriazioni indebite dei veicoli di lusso e non è risultato pari a 1.473.046 euro. Il valore complessivo dell'autoriciclaggio contestato è invece pari a 820.000 euro. Presentato oggi ad Agrigento al Parco della Valle il Festival delle Arti Orali, denominato Muta Muta, giunto alla sua 13ª edizione. Le interviste. Il 2 agosto ci sarà un doppio intervento sui beni culturali. La prima parte è legata alla inaugurazione del Cristo delle Forche, un immobile che abbiamo fortemente voluto, che ci è stato consegnato dal Comune in convenzione e che noi abbiamo restaurato negli anni precedenti. Oggi è pronto per essere aperto e condiviso con l'intero territorio per una fruizione corretta dei beni culturali, un progetto di rigenerazione urbana che sarà a capo di un itinerario che vedrà coinvolto sia la Rupe Atenea sia l'area
sommitale dietro il cimitero di Bonamorona e l'area dei santuari Demetra e Rupestre, che saranno collegate da un percorso di archeotrekking. Il 2 agosto, quando inaugureremo, sarà l'occasione per il primo intervento del progetto realizzato all'interno del più ampio cartellone di Moviti Feste, un progetto culturale che riguarda la poesia e non solo, che vedrà interessata alcune aree del territorio di Agrigento e che avrà la conclusione alla Valle dei Templi con il concorso di poesia nazionale, a cui parteciperanno poeti che provengono da tutta Italia, che vedrà interessate anche alcune aree del centro storico e alcune aree come il litorale di Maddalusa, che sarà oggetto di una manifestazione per la raccolta di plastica e che verrà tra l'altro poi in ultimo delle performance artistiche particolari. Devo dire che questo ci rende abbastanza felici sull'attività che andremo a realizzare e che ha il doppio indirizzo di tutela e valorizzazione di aree sconosciute e la valorizzazione invece di alcune menti culturali che vengono anche da questo territorio e che hanno la possibilità, seppure giovane ma anche affermate in campo nazionale e fuori, di poter realizzare un intervento culturale che riguarda la poesia e le arti performative in generale, che possano essere conosciute dai visitatori dei nostri luoghi culturali e dagli spettatori di questi interventi che si avranno per circa un mese fino alla fine di agosto. Oggi abbiamo presentato il programma del Muta Muta, che sarà il Festival delle Arti Orali che si terrà ad Agrigento dal 28 al 31 di agosto, e abbiamo anche colto l'occasione per invitare tutte e tutti al primo evento, che sarà il 2 di agosto al Cristo delle Forche. Si terranno degli altri eventi poi il 18 di agosto e poi il 28, il 29, il 30 e il 31, ma troverete l'intero programma nei comunicati stampa e nelle pagine del festival. Quindi sarà un festival che ospiterà il campionato nazionale di Poetry Slam, la 13ª edizione della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, e oltre a questo cogliamo l'occasione per portare delle altre discipline orali, delle altre artiste e artisti nazionali e del territorio. È un festival ideato insieme a Local Impact, che è un'associazione di promozione sociale e culturale che si occupa di riqualificazione urbana e di prossimità sociale. Insieme a loro, oltre alla LIPS, anche delle altre associazioni, quali ad esempio la redazione di poesia contemporaneistica in verso, Oltre Capitale, e delle altre realtà del territorio nazionali che ci hanno aiutati e ci supportano nel creare questo evento. Quindi noi siamo veramente felici di invitarvi, per cui vi aspettiamo a Muta Muta Festival delle Arti Orali ad Agrigento. I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito 3 misure cautelari, 2 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. I fatti contestati risalgono a luglio 2023 e si sarebbero protratti nel corso del 2024. L'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto la misura cautelare in carcere per Carmelo Bisognano, 59enne, di Mazzarrà Sant'Andrea, e Antonino Giardina, 36 anni. Ai domiciliari è finito Davide Giardina, 22 anni. Il provvedimento cautelare è stato emesso nell'ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Messina e delegata ai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha documentato, secondo l'accusa, la perdurante operatività di Bisognano, già collaboratore di giustizia, il quale, avvalendosi degli altri 2 indagati, avrebbe esercitato ingerenza nelle attività economiche e imprenditoriali nel territorio di Mazzarrà Sant'Andrea, imponendosi nel settore del movimento terra, avvalendosi in alcune circostanze di entrature negli uffici tecnici di quell'ente locale. L'attività investigativa ha accertato l'attribuzione fittizia di un'impresa edile all'indagato 22enne, in realtà gestita dagli altri 2 indagati, i quali, prodigandosi per ottenere l'assegnazione di appalti da parte del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, avrebbero lucrato sull'affidamento dei medesimi lavori pubblici. In particolare l'ex collaboratore di giustizia, servendosi della propria riconosciuta caratura criminale, avrebbe sostenuto l'impresa,
accelerando la definizione di pratiche amministrative pendenti presso gli uffici tecnici del comune di Mazara Sant'Andrea. È stato anche individuato il modo in cui una seconda ditta, sottoposta a interdittiva antimafia dal 2020 e di cui è titolare l'indagato 36enne, riceveva risorse pubbliche, alle quali non avrebbe potuto accedere attraverso trasferimenti di denaro provenienti dalle attività dell'impresa fittiziamente intestata. Infine è stata documentata la condotta di Bisognano che, sempre secondo l'accusa, avrebbe operato per individuare e recuperare con pressione e intimidazioni mezzi meccanici già di proprietà di un'impresa confiscata a lui riferibile, in passato ceduti ad altri imprenditori. Contestualmente i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in sede su conforme richiesta di questa direzione distrettuale antimafia, del capitale sociale e del compendio aziendale di 2 società edili con sede a Mazara Sant'Andrea, i cui titolari si identificano in 2 indagati, nonché di un impianto di frantumazione di inerti, di 2 terreni e 8 mezzi d'opera della disponibilità delle 2 imprese, per un valore complessivo di oltre 500.000 euro. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Al via la prima tappa del Blues and Wine Festival ideato dal bluesman Joe Castellano. Siamo Blues and Wine, finalmente partiamo alla 23esima edizione, tanta storia, tante leggende, tanto grande vino sicuramente. È un'emozione particolare, ovviamente qui all'Antica Filanda di Caprileone, quindi sui Nebrodi, ma con davanti a noi la meraviglia delle Isole Eolie, le mie amate Isole Eolie. Quindi ci apprestiamo ad altre 4 grandi appuntamenti che staranno a girare tutta la Sicilia, tra la Scala dei Turchi soprattutto, domenica 27 luglio la Scala dei Turchi, poi ci sarà il 2 agosto la grande piazza a Mazzarino, il 5 agosto sull'Etna, sull'amata Etna, a Villa di Bella a Via Grande, e il 6 agosto una cantina, torniamo nella cantina del Tenute Gigliotto di Piazza Armerina, quindi un divertimento e un palato di grande musica e di grandi vini e grande food. Vi aspettiamo tutti! È la prima volta che li vedo suonare,
posso dire che io di band così non ne avevo mai viste. Effettivamente ci siamo divertiti, è stata una serata bellissima, ci siamo veramente, come si suol dire, scialati. Bravo, scialati in siciliano. Linea alla regia per la pubblicità. E a Palermo è stato inaugurato il nuovo polo laboratoristico realizzato da ARPA Sicilia. Tante le novità, i colleghi di Palermo. Questo è il primo elemento operativo di una strategia che integra innovazione tecnologica, ricerca scientifica e formazione. Tutte queste tre cose verranno messe qua dentro, insieme ai nostri partner, insieme ai fondi che abbiamo aggredito, fondi del PNRR, del PNC, Piano Nazionale Complementare al PNRR, del POC regionale, e insieme ai nostri partner stiamo sviluppando tantissime cose, gliene cito solamente qualcuna. Una con un progetto che si chiama DARE, che è lo sviluppo di una piattaforma integrata dei dati sanitari e dei dati ambientali, che vede tantissime organizzazioni sanitarie italiane, ospedali e università. L'altra è la piattaforma unica di gestione dei nostri dati ambientali, cioè significa poter avere in un sol colpo, in un caso di emergenza oppure di valutazioni di tipo sanitario e ambientale, la possibilità di accedere a tutte queste informazioni in maniera rapida, utilizzando i sistemi anche moderni come l'intelligenza artificiale, il machine learning. Tutto questo non è una cosa che ha da venire, ma si sta realizzando. Tutto l'intero impianto, compreso questa rivisitazione di questo luogo, dovrà avere termine entro dicembre 2026 e sarà così. Questo farà di ARPA un centro di riferimento non solo per la regione siciliana, ma nazionale nella ricerca, nel monitoraggio, nell'incrocio e analizzare i dati con laboratori di grande efficienza, sia a tutela della nostra biodiversità dell'ambiente che a tutela della salute e del benessere dei cittadini. E passiamo dallo sport. L'Akragas, lunedì 4 agosto, ci sarà l'adunanza della nuova squadra agli ordini di Sebbi Catania. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Al nuovo progetto Akragas si continua a lavorare in silenzio, preferendo la massima discrezionalità per evitare disturbi di calciomercato. A sentire le numerose indiscrezioni, molto vicine all'ambiente biancazzurro, la società Akragantina attende con fiducia di conoscere la categoria di partenza. Ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni e si attende con ansia. Nelle scorse settimane si sono registrate delle novità importanti, come la scelta del nuovo tecnico, che sarà quasi sicuramente Sebbi Catania, più volte visto ad Agrigento in compagnia del patrone Laporta, e dell'avvocato Rosato, e anche quella del DS Tino Longo, ex Pro Favara. La rosa dei calciatori per il prossimo biennio è pronta. Si sussurra da più parti una conferenza stampa dell'assessore Gerlando Piparo. Infatti questa conferenza è abbastanza imminente e molto probabilmente sarà realizzata
in occasione di questa settimana. Si parlerà sicuramente anche della realizzazione delle torri faro allo Stadio Seneto. Sicuramente è un po' impressionante che in questa prima fase stagionale, dove quasi tutti gli altri club sono in piena attività, manchi proprio l'Akragas. In tempi non certo remoti, tra indiscrezione e presentazione ufficiale, il club biancazzurro faceva già sognare i propri sostenitori. Chiediamo solo di avere un po' di pazienza, dicono sottovoce i diretti interessati. Il tempo ci darà ragione. Il gigante comunque è pronto a ripartire. E secondo forte indiscrezione, ed è questa la novità assoluta, il prossimo 4 agosto, che corrisponde al lunedì, dovrebbe essere suonata la Dunata con la rosa di calciatori già contattata nelle scorse settimane, che hanno deciso di sposare questo nuovo progetto chiamato, come sempre, Akragas. Le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo Calcio, nell'amichevole con il Bra, ottimismo in vista del nuovo campionato. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Sì, è evidente che Palermo è capace di tutto, è capace di sognare, è capace di avere l'ambizione che abbiamo tutti, quella di vincere partita dopo partita e non se la vuole perdere. Gli abbonamenti io mi sono fatto il mio, ho contribuito pure io come ogni anno e credo che farsi l'abbonamento quest'anno sia necessario per la squadra e perché poi chissà, diciamo che l'abbonamento non sia un abbonamento per il futuro, quindi io vedo in Serie A che non tutti gli stadi li lasciano liberi per gli abbonati. Il mio suggerimento da tifoso, da abbonato a chi è in dubbio, abbonatevi, abboniamoci, perché è anche un modo per essere sicuri che nello stadio che sarà la prossima stagione uno ha il proprio posto. Presidente, Inzaghi è conosciuto per la mentalità vincente, è questo quello che mancava, la marcia in più che mancava a questo Palermo? Mancava anche questo, ma non solo naturalmente, mancava quello spirito di sacrificio che invece ci deve contraddistinguere. Sicuramente Pippo Inzaghi è bravissimo in questo e quindi dobbiamo con lui stare testa bassa e pedalare senza aspettarsi nulla se non quello del lavoro. Se pensiamo dove abbiamo iniziato 6 anni fa, solo 3 anni fa forse ricordate che abbiamo fatto la maglietta per chi c'era con la Vibonese. Con la Vibonese eravamo, mi pare, 1000, 2000, o addirittura anni fa ricordavamo con Andrea Siracusa l'amichevole, a proposito dei amichevoli estive con l'Atletico Mineiro. Io ero lì, mi ricordo lo stadio stracolmo di passione perché era un amichevole che riportava il Palermo a giocare nel suo stadio. È lo stesso entusiasmo di allora che è quello che spero su cui fondare questa stagione, quindi è un amichevole importante, è un amichevole che secondo me apre le porte del mondo al Palermo. Bene, vi lasciamo ora a questo ampio servizio relativo al premio Dina Russiello Scala dei Turchi, ideato dallo scrittore Pascal Schembri. Monte rosso, Real Monte, ogni volta che posso ritorno da te, sempre nel pensiero riparo, alla luce del faro ritrovo per me. Buonasera a tutti, buonasera, c'è una bellissima platea qui questa sera per la quarta edizione del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. Pascal, sono passati 10 giorni dall'evento del premio letterario Scala dei Turchi Dina Russiello. So che è stata una serata piena di emozioni nella splendida cornice della Villa Romana. Vuole aggiungere qualcosa in merito? Sì, infatti è stata una splendida serata anche quest'anno. Abbiamo avuto scrittori e poeti molto importanti. Premi emergenti. La scrittrice Beatrice Gucciardo per il suo libro Una leggera sottile illusione. Marco Spada per il suo libro Fiumi d'inchiostro tra il Piave e Isonzo. Adesso passiamo ai premi scrittori affermati. Francesco Bellanti per il libro Il quadro di Stalin. Gerlando Cilona per il libro Girgenti Agrigento, Ieri, Oggi, Capitale della Cultura 2025. Giuseppe Crapanzano
per il libro Antonio Vaccaro, avvocato, sindaco, capitano. Enzo Di Natale, per il libro Nanà e le luci di Racalmare. Al poeta Alberto Guarnieri Cirami, per il libro I versi perduti. Federico Licalzi, per il libro Il peso del dubbio. Allo scrittore Salvatore Parlagreco, per il libro Eschilo, l'enigma dell'aquila assassina. Al poeta Sebastiano Valfrè per la raccolta Pagine di vita. Oltre ad aver assistito all'esibizione di due ragazzi prodigio, Emanuele Alfieri per la danza e Damiano Tarallo che ci ha fatto ascoltare con il suo sax un estratto della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso. Ringrazio le autorità che ci hanno onorato della loro presenza, Sua Eccellenza il Prefetto Dottor Salvatore Caccamo, a cui abbiamo assegnato il premio d'onore, al quale va un ringraziamento di cuore per le belle parole che mi ha indirizzato, e alla sua splendida signora che lo ha accompagnato. Bene, grazie per il calore, per le affettuosità che mi dimostrate in ogni circostanza. Io sono veramente onorato oggi di poter conseguire questo riconoscimento, anche se è un premio onorifico, ma io sono veramente oltremodo onorato di riceverlo, ma nello stesso tempo ecco, mi inorgoglisce, ma per tanti motivi. Uno, perché mi viene consegnato da Pascal Schembri, che è stato una di quelle persone molto semplici. Ecco, sentivo la semplicità è la caratteristica che secondo me ciascuno di noi deve avere, la semplicità anche nei ruoli che si ricoprono. Pascal, quando l'ho conosciuto, ecco, mi ha dato subito questa sensazione di calore, di affetto, io immediatamente ho visto da una parte uno chansonnier, però ecco, un grande artista, ma un amico, ma perché lo dico questo? Perché quando mi ha detto che lui era originario di Realmonte, io vi devo confessare che ho un legame con la città di Realmonte. Io in questi luoghi venivo da ragazzino proprio perché la mamma mia era nativa di Realmonte, quindi io ho un legame affettivo che mi lega a questo territorio. E quindi ritornando alla sua domanda, noi siamo qui per il nostro compito è proprio quello di servire il territorio, di stare accanto alle comunità, lei ha detto creare un'unione tra le istituzioni e il cittadino. Penso che il ruolo che noi svolgiamo tutti, io come prefetto, i rappresentanti delle forze di polizia, ma poi tutta la società civile, tutti insieme, ecco, siamo accomunati da questo obiettivo che ci vede lavorare in simbiosi, proprio perché ci teniamo perché il cittadino possa vivere con serenità i propri luoghi, possa essere scevro, ecco, da quello che veniva riferito anche dal comandante provinciale dei Carabinieri, da tutto ciò che costituisce grigiume in questo territorio. Non appartiene a tante persone della provincia di Agrigento. Qui c'è tanta bellezza, c'è tanta umanità, ci sono tante persone che si vogliono spendere per questo territorio, quindi c'è tanta eccellenza in questo territorio, e quindi siamo tutti noi onorati e soprattutto onerati a dover svolgere questo compito di garantire sicurezza, di garantire una serenità nel vivere quotidiano, ma ecco, in modo particolare fare sì che le collettività vedano nelle istituzioni un punto di riferimento. Questo è il nostro compito, cerchiamo di farlo tutti i giorni, lo facciamo in silenzio, lo facciamo senza tanti clamori, però lo facciamo perché ci crediamo in quello che sono i nostri ruoli. Grazie Eccellenza per questa analisi che è certamente di una persona che ha imparato a conoscere il nostro territorio, però dalla quale traspare tanto cuore, me lo consenta, e quindi noi le siamo grati ancora di più per questo. Scusi, posso permettere di chiamare la sua signora su scena? Ecco.
Signora, mi fa questo onore? Scusi, non avevo... Grazie. Una splendida e solare signora che troviamo spesso alle manifestazioni. Buonasera, ci rivediamo, capita spesso di incontrarci, la ammiro tanto e quindi siamo onorati questa sera di avere anche lei qui, che è un esponente delle donne, certamente di tutto rispetto, e quindi grazie per aver impreziosito la nostra platea. Grazie, molto gentile, grazie. Grazie da te. Un sentito grazie altresì al colonnello Nicola De Tullio, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al colonnello Gabriele Baron, comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al luogotenente Ditto, comandante della stazione dei Carabinieri di Realmonte, e al maresciallo Raffaella Guerra, al dottore Gilberto Marchese Aragona, vicario di gabinetto dell'assessore regionale dei beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, al presidente della Proloco di Grotte, l'ingegnere Filippo Vitello, al cavaliere Paolo Cilona, presidente della Cepasa e patron premio Telamone, al cavaliere Gaetano Maroncio, presidente dell'associazione Ordine Cavallereschi Anioc, al cavaliere di Gran Croce avvocato Gaetano Allotta e tante altre personalità presenti in grande numero. Mi preme ringraziare il direttivo dell'associazione e i soci per l'eccellente lavoro svolto, la commissione di lettura e tutti i collaboratori esterni, l'associazione Fidapa e Ciffi per la loro presenza, tutti gli artisti che hanno partecipato e quelli che hanno ricevuto il premio alla carriera e un premio alla memoria. Gaetano Aronica, Giuseppina Mira, Diego Romano e Enzo Alessi. Quest'anno il premio speciale è stato assegnato al giovane poeta Giuseppe Iatì di Montallegro per il suo libro Se le rose parlassero, un talento scoperto dalla Casa del Libro. Un sentito ringraziamento va al giovane scrittore realmontese Santino Di Mauro, socio attivo della Casa del Libro, premiato l'anno scorso per il suo libro Sotto l'onda del destino, come scrittore emergente. Santino ha contribuito e continua a contribuire in modo significativo a dare lustro all'associazione culturale e a Realmonte, grazie alla vendita di centinaia di copie del suo libro. Il successo è motivo di orgoglio per la nostra comunità e ci auguriamo che continui a scrivere e a condividere la sua passione con noi. Ringrazio il sindaco Alessandro Mallia e l'amministrazione comunale per la grande generosità dimostrata nei confronti della Casa del Libro, per avere concesso la sala consiliare per la conferenza stampa e per gli spazi pubblici per la fissione dei manifesti. E naturalmente tutto il pubblico che mi ha onorato con una folta presenza, i tecnici del video e della diretta streaming, il fotografo, il servizio e il personale della Villa Romana. Infine all'architetto Roberto Sciaratta, direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, per aver fatto in modo che l'evento del premio letterario Scala dei Turchi di Nerussiello si svolgesse nella splendida cornice della Villa Romana e di aver partecipato con un contributo. La giornalista Margherita Trupiano, che ha condotto la serata con eleganza e professionalità e a sorpresa destinataria anche di un premio alla carriera. E ultimi, ma non gli ultimi, ringrazio i miei familiari che mi hanno sempre sostenuto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Arrivederci al prossimo anno, con l'auspicio che possa essere un'edizione ancora più importante e di successo. Grazie. La Casa del Libro lo aspetta al suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore, e dei miei libri che resteranno vivi quando quest'uomo avrà chiuso gli occhi, che sono tutti i miei figli adottivi. Saranno loro i giorni delle lunghe notti, saranno loro i giorni delle lunghe notti.
E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.